12ª edizione. Come ogni anno, anche in questa 12ª edizione, Miss Venice Beach promuove non solo la bellezza delle ragazze ma anche la bellezza del territorio. Ecco che andiamo sempre a proporvi nuove ricette divertenti con i prodotti locali e soprattutto certificati italiani. Questa, diciamo, è un po' la nostra firma, il nostro marchio. Andiamo a promuovere quelle che sono le eccellenze del territorio italiano. Proprio per questo allora io voglio iniziare subito con un marchio che si chiama Consorzio Sigillo Italiano, riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Italiane, e con me a presentare la carne di sigillo Giovanni Cavasin, il nostro macellaio. Ormai ve lo ricorderete perché sono anni che è qui con noi. Vieni Giovanni. Buonasera a tutti. Allora io saluto anche tutto il nostro pubblico che è lì seduto, ma anche quelli che sono agli stand, perché abbiamo un villaggio delle Miss proprio ricco di attività. Sono Giovanni, sono un allevatore, macellaio e poi sono testimonial del consorzio. Rappresento la carne di qualità, la carne buona, la carne italiana, la carne che tutti dovremmo comprare quando andiamo in macelleria e quando andiamo al supermercato. Dovremmo stare più attenti e cercare un po' di più la qualità. Questo l'abbiamo capito, fesone di spalla. Procediamo con la realizzazione di questa battuta al coltello. Una carne che abbiamo detto morbida, succosa e saporita. Andiamo a tagliuzzarla, si dice così Giovanni? Assolutamente sì, andiamo a tagliuzzarla a pezzettini, poi c'è chi piace più fine, chi più grossolana. Abbiamo quasi finito, abbiamo preparato tutti i nostri manicaretti. Io vi dico che gratuitamente li potete andare a assaggiare nello stand di Consorzio, come gratuitamente ci sono tanti altri giochi, potete prendere a conoscenza delle varie attività che ci sono qui nella zona di Caorle, nei dintorni, come a Porto Gruaro la bellissima Spa di Eiwa. Eccolo qua, questi sono i nostri crostini. Se vogliamo, io direi, puoi scendere, li offriamo alla nostra giuria e ci vediamo lì allo stand con tutti quelli che vogliono andare ad assaggiare. Grazie Giovanni, buona continuazione. Grazie e buona continuazione a voi, godetevi queste bellissime ragazze. E ci vediamo tra pochissimo con l'inizio della serata. Ciao! Fate un bel applauso alle nostre Miss Jagosave. Miss Venice Beach 2022, 12ª edizione, seconda tappa, Caorle, Piazza Matteotti, conduce Elisa Magordo. Buonasera, belle le mie Miss, ragazzi, le mie Miss Venice in carica 2021, coloro che l'anno scorso sono entrate in punta di piedi e adesso ce le ho tutte qui sul groppone. No, io le adoro, ognuna di loro è impegnata in uno stand, infatti adesso vi salutano, le vedremo durante la serata, le vedremo lì negli stand dei nostri partner e ovviamente poi premieranno le nuove Miss fasciate che andranno in finale. Quindi ragazze, andate a cambiarvi e preparatevi che adesso inizia il bello, si inizia a giocare. Ovviamente quando si va a casa di qualcuno bisogna chiamare i padroni di casa e io con grande applauso vorrei chiamare il nuovo assessore al turismo Mattia Munerotto. Vieni Mattia. E Mattia, Un piacere di vederti. è un piacere davvero rivederti anche in questa nuova veste, perché comunque negli anni ci siamo conosciuti, sono 12 anni che siamo qui a Caorle, non abbiamo mai saltato una tappa, anche negli anni passati diciamo con una dura situazione quale quella della pandemia, del lockdown e via dicendo, insomma ce l'abbiamo fatta e il comune ci ha sempre sostenuto, quindi davvero grazie da parte nostra e di tutto lo staff. Grazie a te per tutto quello che fai e la passione che metti per quello. Questo evento che come dicevi tu è giunto alla 12ª edizione, noi ci siamo sempre stati, abbiamo sposato fin da subito il tuo progetto che era quello di abbinare la bellezza e i sapori. È vero. Caorle, secondo me, con uno spirito patriottico abbina tutte e due le cose perché Caorle per me è una bellezza unica e come sapori la nostra città offre
sull'anno gastronomia, un mondo di sapori che sicuramente potete gustare nella nostra città. Tutti i nostri ristoratori sono pronti ad essere felici di farvi di accogliervi. Esatto. Io ti ringrazio. Grazie a te, grazie e a voi. faccio un augurio a tutte le miss che sfileranno. Ti lascio in buone mani con l'amico. C'è una bellissima giuria, adesso c'è una bellissima li giuria, ho presentiamo. anche un rappresentante dell'amministrazione che è Renato, mi sì. raccomando di scegliere bene. Sì, perché poi devono andare in finale. Esatto. Devo dirti che Carme si piazza sempre bene nella finale. Mi raccomando. E un augurio per il futuro anche a te. Grazie, grazie mille. Buonasera a tutti. E buona serata, grazie. Vai. Li ha già annunciati, andiamo subito a presentarli, la giuria di quest'oggi. Io inizierei subito da Renato Finotto, presidente della Fondazione Caorle Città dello Sport, in rappresentanza del comune. Marco Berti, consulente mediolano nonché componente del Taekwondo di EWA, della squadra di Caorle, EWA Sport and Spa. Roberto Giacomin, manager del Baia Blu in società con Pareus, nostro partner. Davide Scalzotto, qui c'è un pezzo da 90 ragazzi, del Gazzettino, nostro media partner da 12 edizioni che ci sostiene, ci supporta non solo durante il concorso ma anche durante tutto l'anno, perché le ragazze poi con i nostri partner lavorano tutto l'anno e loro sono sempre pronti ad accogliere anche tutti i messaggi che promuovono le ragazze. Abbiamo visto poi anche la settimana scorsa è partito proprio dal Gazzettino il messaggio positivissimo di aiuto alle donne a denunciare contro la violenza proprio alle donne. Quindi grazie davvero Davide Scalzotto, caporedattore di La Redazione di Venezia. E poi abbiamo per la sfida cantanti, non lo vedo ma arriverà sicuramente, è andato a cambiarsi, tripla, uno del gruppo della famiglia, eccolo qui Bruno, ci sei? Vedi, eccolo qua Bruno, arriva, so che tu sei abituato a stare sul palco, in questo caso io ti ho messo pure dietro, perché dovrai, oltre che a giudicare le nostre miss con un voto dall'1 al 10, quindi giurati, mi raccomando, prendete nota nella cartellina. Vi è stata consegnata la cartellina? No, allora adesso chiamiamo subito anche Federica che ci porta le cartelline dei giurati, eccole qui. Vi spiego velocemente le votazioni, dall'1 al 10 la prima votazione è quella del primo impatto, quindi le vedremo sfilare con un loro talento, poi si metteranno in gioco. La seconda votazione è quella del voto moda e posa fotografico, ovvero sfileranno come delle mannequin in passerella e poi come delle fotomodelle davanti all'obiettivo. Terza ed ultima uscita è quella dell'interpretazione. Diventeranno delle attrici su questo palco e dovranno rappresentare quello che loro un domani vogliono essere, insomma, interpretano un personaggio al quale loro si ispirano. Abbiamo messo anche i nomi, Federica magari guarda, se no li rilanciamo. Eccoci qui. Giurati, avete capito tutto di come si vota? Pubblico presente! Anche voi avete un compito molto arduo, cioè di applaudire, sostenere la vostra miss, le miss che sono in sfida, quella che più vi piace, la più simpatica, la più talentuosa, la più timida, insomma quella che più vi conquista. A noi l'anno scorso ha conquistato alla grande, perché adesso vi presento sul palco la Miss Venice Beach in carica, Emma Rossato! A Caorle? No, è la prima volta. Hai visto che bella cittadina dove ti ho portato? Io la chiamo la bomboniera dell'Adriatico. Veramente perché bella. È piccolina, coccola, ma c'è di tutto. Ho visto. Allora, questa per te è la seconda tappa, Esattamente. da madrina della manifestazione. Come ti senti? Sempre molto emozionata, ogni tappa è sempre una novità anche. Eh sì, è vero, ogni tanto ti trema anche la voce, ti sento, E poi ti aspetteranno tutti i bambini lì allo stand del Pan Piumino, perché
sei diventata la loro supereroina, perché li farai vincere gli eroi di Pampiumino. Quindi ti abbiamo vista prima all'opera e si divertono davvero tanto. So che anche questa sera tu hai un augurio da fare alle nostre Miss. Certo. Sei pronta? Perché il talento della nostra Miss in carica è il canto, oltre che essere molto bella e brava. Quindi con una sua canzone ci canta La notte. Sì. Da questo in bocca al lupo alle nuove concorrenti. Vuoi che ti tengo Sì, io lo grazie. scettro? Vai Emma. E quando arriva la notte, resto sola con me, la testa parte va in giro in cerca dei suoi, perché né vincitori né vinti si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Brava, complimenti! E questo era il primo talento di questa sera per sciogliere il ghiaccio per le nostre concorrenti. Emma, io ti lascio al tuo compito e ci E un in vediamo. bocca al lupo a tutte. Un in bocca al lupo a tutte, ovviamente. Ti lascio al tuo compito, Certo. e ci vediamo più tardi per premiare la nuova reginetta della tappa di Caorle, che andrà in finale assieme ad altre tre. Certamente. Ciao a tutti. Ciao! Abbiamo presentato la giuria, salutiamo anche tutti i nostri partner, inizialmente dal comune di Caorle, Pareus Beach Resort, Campello Motors, Eiwa Sport and Spa, Starline Italia, Amix, Moda Diamante, BGHY Bag, Gele Beachwear, Artigianato Muranese che ha realizzato lo scettro e la corona che vincerà la nuova Miss Venice Beach, Serena Grandina e Airpoint Serena per le acconciature, Luana Burigotto, make-up artist, che ha seguito i trucchi di tutte le nostre concorrenti e anche delle fasciate in carica, e per il food abbiamo Coraia, i buoni del mare, Consorzio Sigillo Italiano con Unicarve, Pampiumino, i Pescaori, il nostro media partner il Gazzettino, Radio Wow, GD Ferro Team, Best Magazine e You Style. Un applauso ai due fotografi in sfida, perché le sfide su Miss Venice Beach non finiscono mai. Io voglio salutare da Quarto d'Altino Paolo Pulese, eccolo qui, un applauso. E invece da Pordenone, da Clausetto, dico bene, Giulio Zanier, eccolo lì. In ogni tappa abbiamo due fotografi in sfida che sceglieranno tra tutti gli scatti fatti uno solo. La domenica andrà al voto e il fotografo che guadagnerà più voti sui social diventerà il nostro fotografo ufficiale per l'anno successivo. Il fotografo di quest'anno è Paolo Stramare, che ha realizzato il bellissimo cartellone qui dietro con la foto di Emma e poi tutte le locandine, le nostre pubblicità. Un applauso anche a lui, grazie. Siamo pronti? DJ, un po' di musica, perché iniziamo con la prima prova talento per le nostre concorrenti. La numero 1, Vanessa Galli, 15 anni, 1,65 m, arriva da Agna, Padova, del segno dei pesci. Jennifer Sofia Daniel, 19 anni, 1,65 m, arriva da Monastier di Treviso, del segno della bilancia. Sara? Yeah! Tanti auguri! 1,65 m di Conegliano, Treviso, del segno del cancro!
4 Valeria Reniero, 21 anni, 1,68 m, da Valdagno Vicenza, del segno del Capricorno. Numero 5 Asia Marchesin, 18 anni, 1,68 m, arriva da Jesolo, del segno del Cancro. Aurora Stocco, 16 anni, 1,70 m, arriva da Villa del Conte, Padova, del segno del Leone. Naccari, 16 anni, 1,70 m, arriva da Caole, del segno del Capricorno. Eccola la curva sud, eccola qua. Numero 8 Aurora Artuso, 18 anni, 1,70 m, arriva da Marcon, del segno del Toro. Scusate, la numero 10 è stata impossibilitata a venire, quindi tirate una riga perché non partecipa. Proseguiamo con la numero 11, Martina Pistollato, 18 anni, 1,72 m, arriva da Mire, provincia di Venezia, del segno dell'Acquario. Perosina, 18 anni, 1,72 m, arriva da Loreggia, Padova, del segno della Vergine.
Giulia Carpenè, 23 anni, 1,73 m, arriva da Marino di Piave, Treviso, del segno della Vergine. Anna Rossi, 17 anni, 1,74 m, arriva da Mestrino, in provincia di Padova, del segno del Capricorno. Pamela Cristina Cesario Greggio, l'abbiamo nominata tutta, 25 anni, 1,82 m, arriva da Cessalto, del segno dei Gemelli. Concorrenti in gara di questa sera, i giurati hanno votato dall'1 al 10 per la presentazione di queste ragazze con il loro talento. Giurati, è ritornato il vostro momento, votazione sempre dall'1 al 10. Ora sfileranno le ragazze il voto di moda, quindi di portamento, ma anche di posa fotografica, ovvero le nostre ragazze sfileranno con la moda diamante e gli accessori di PGHY Venezia, cioè delle borse, poi le vedremo sfilare con i costumi da bagno, quindi saranno delle vere mannequin in passerella, ma soprattutto anche delle modelle davanti all'obiettivo. Quindi merito vostro della votazione, aspettate le 3 uscite, magari vi appuntate un qualcosa e poi alla fine mettete il numero totale, e questo è il momento dei 2 nostri fotografi che sono qui apposta per scattare. Io volevo fare 2 parole sull'abbigliamento che vedremo sfilare di moda diamante, che è una piccola chicca rosa nel centro storico di Caorle. Deborah, la titolare, è sempre attenta a proporvi le ultime tendenze con i brand del momento, dagli outfit unici ed esclusivi, creati su di voi, ma soprattutto ragazzi per voi, e questo lo dico davvero sul serio, perché il suo straordinario feeling con la moda vi permette davvero di vivere all'interno del suo negozio un'esperienza unica, perché sa consigliarvi davvero l'abito e l'outfit più giusto per ogni esigenza. In abbinata agli accessori di PGHY Venezia, un brand italiano che rappresenta lo stile e la tradizione italiana. Sapienti artigiani realizzano con cuore e cuciono a mano le migliori borse e pochette, con materiali ricercati che rendono esclusive le loro borse e uniche le persone che le indossano. Pellami pregiati come pitone, coccodrillo, PGHY è il tuo modo di vivere lo stile, di essere fashion e speciale. PGHY sei tu. Signore e signori, le nostre miss, puzzate la vista perché il numero di ogni miss è sullo schermo. Buona fortuna!
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.
Pulling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
in questa splendida e piena affollata piazza Matteotti di Caorle. Giurati, allora potete mettere il secondo voto. Giurati, ora ci siamo pronti per la terza prova, ovvero quella dell'interpretazione. Le nostre ragazze si presenteranno sul palco come se fosse un palcoscenico teatrale e presenteranno il loro idolo, la persona alla quale si ispirano, una persona che gli dà fiducia, una persona che magari vorrebbero diventare nel futuro. Anche qui voti dall'1 al 10. Siete pronti? Ultima manche, numero 1, Vanessa Galli di Padova, interpreta Ariana Grande, una cantante. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. Procediamo con la numero 2, Jennifer Sofia Daniel di Treviso. Anche lei interpreta un'altra cantante ed è Rihanna. Late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there, glad that you asked me. Numero 3, Sara Fasi di Conegliano Treviso, interpreta Manila Flamini, una componente della squadra nazionale italiana del nuoto sincronizzato. Di Valdagno Vicenza, interpreta Charles Leclerc, il pilota di Formula 1.
interpreta Alessia Maurelli, la capitana della nazionale di ginnastica ritmica. Aurora Stocco che interpreta Jennifer Lopez. Naccari che interpreta Giulia De Lellis, una blogger. Interpreta anche lei Ariana Grande. Colomba di San Giorgio delle Pertiche Padova che interpreta se stessa. Lei ha un obiettivo nella vita, ha iniziato questo percorso di fitness e vuole arrivare al risultato finale. Vai Laura! Martina Pistollato di Mira che interpreta Jessica Rabbit.
Eleonora Perusin di Padova interpreta Chiara Ferragni, un'altra influencer. Carpene di Treviso interpreta Cenerentola. Rossi di Mestrino interpreta Harley Quinn. Numero 15, Pamela Cristina Cesario Greggio di Cessalto Treviso interpreta una supermodella, Giselle Bündchen. Con Pamela abbiamo finito la votazione, vi chiedo la gentilezza di fare la somma dei 3 voti, di porre la firma nella vostra cartella giuria e Federica viene a raccogliere subito le schede giuria. Io volevo di nuovo ringraziare tutti i nostri partner, a iniziare dal Comune di Caorle, Pareus Beach Resort, Campello Motors, Ewa Sport & Spa, Starline Italia, Amix, Moda Diamante, BGHY Bag, Gelé Beachwear i costumi, Artigianato Muranese che ha realizzato la nuova corona e lo scettro che adesso presenteremo, Serena Grandini per le acconciature con Airpoint Serena qui di Caorle, Luana Burigotto, il make up artist che ha realizzato i trucchi di tutte noi ragazze, anche le concorrenti, e per i partner del food Coraia e Buoni del Mare, Consorzio Sicilia Italiano, Pan Piumino, i Pescaori, media partner il nostro Gazzettino, Radio Wow, Gigi Ferro Team, Best Magazine e You Style. Allora io vi chiedo ancora pochi minuti perché adesso i nostri giurati hanno finito, i voti vanno massimo ai 30, quindi se avete messo 10, 10, 10 il massimo è 30, se vi serve una calcolatrice ve la portiamo. Dai, veloci, 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 che dobbiamo salire sul palco, le chiamiamo con una sigla. Eugenio, ci sei? Un applauso per il nostro Big G.
Le presentiamo uno per uno, faranno un serpentone, si preparano sul palco. 14 miss in sfida, solo 4 di loro passano il turno. Diciamo che le prove però non sono finite perché ci sono altre 4 fasce extra, ovvero la fascia del Gazzettino per la miss più votata sul nostro sito, quindi vi consiglio di sostenere sempre ogni giorno con 10 stelline la vostra miss preferita sul sito www.missvenicebeach.net. E poi ci sono altre fasce, quella di GD Ferro Team per la miss più telegenica, c'è la fascia di U-Style per la miss più fotogenica e invece ci sarà poi la fascia di Radio Wow per la miss più spigliata e più intraprendente, ovviamente nel video realizzato proprio appositamente per la radio. Con un caloroso applauso perché è l'ultimo, tante di loro erano alla prima esibizione, quindi hanno davvero rotto il ghiaccio, hanno dato il massimo su questo palco con le gambe che tremolavano e facevano Giacomo. Con un caloroso applauso. The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter. My parents are both liars, I got gifts but 1 subscribers. Thanks for the candy basket, oh God, another jacket. My stocking's filled with acid, am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put. Eccole qua le 14 concorrenti di questa sera che hanno brillato nella tappa di Caorle. Un caloroso applauso! Me so mad, I've been bad, got cold that is sitting under my tree. Volevo presentare anche le miss, le abbiamo conosciute prima durante la sigla, sono le nostre miss in carica, ci hanno accompagnato durante tutta questa serata negli stand di promozione che poi ripresentiamo ognuno uno per volta. Sono state sul palco, hanno ballato, hanno recitato, hanno gioito con le loro colleghe. Eccole qui, Miss Venice Beach in carica, Emma Rossato. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. La nostra Miss Leonardo Gioielli, Carlotta Calligaro. And that's facts, only I can make a change. Slowly take a step today, I will never be the same, 'cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back, 'cause damn I was built to Campello Motor, Alessia Alberti. only I can make a change. Slowly take a step today, I will never be the same, 'cause that's what it takes.
fast, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Radio Wow e nella diretta di GD0 Team Diletta Tosetto. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. delle 4 semifinaliste che arriveranno in finale a settembre. Aveva partecipato alla tappa di Caorle classificandosi seconda, ma nel 2016 ha vinto la sua bellissima corona e lo scettro. Federica Driusso, la nostra talent scout. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to keep you while you're down. Vorrei chiamare altre 3 donne importanti che da 12 anni ci sostengono nella manifestazione, ci sono sempre accanto e sono anche loro responsabili della riuscita di questa serata. Per Moda Diamante, Deborah; per i capelli, Serena Grandin; e il trucco, Luana. Eccole le nostre 3 donne dietro alle quinte. Dove sono? Dove sono? Eccole! Deborah, Serena e Luana, un applauso! Un ringraziamento per gli outfit realizzati questa sera da Deborah, tutto il gruppo di Luana. Presentiamo anche le ragazze della scuola, Barbara e Marianna, grazie, che hanno seguito il look di tutte le ragazze, me compresa, e insomma tutto lo staff anche delle ragazze in carica. Ecco, io le chiamo le mie vecchie, le mie fasciate 2021, ma lo dico ovviamente con tanto affetto perché ormai dopo un anno che si sta assieme ci si scherza anche su. Grazie signore, volete fare la passerella anche voi? Come no? Siete belle vestite. Deborah, non smentirvi. Deborah, dai, Deborah e Serena, vai, musica! I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is Siamo tough. pronti perché mi è arrivata la busta. Io vorrei qui sul palco i nostri referenti, vorrei anche Laura di Ewa Sport & Spa, vorrei ringraziare
innanzitutto tutti i nostri partner, ad iniziare da Pareus Beach Resort, dove troverete l'alloggio dei vostri sogni. Potrete scegliere tra un appartamento o una villa moderna con accesso diretto al mare. Le case vacanza situate in una posizione privilegiata in un luogo tranquillo ma attaccato alla spiaggia. Gli appartamenti sono arredati con uno stile italiano e un design davvero esclusivo per una vacanza confortevole e soprattutto di relax. Pareus Beach Resort, una vacanza da vivere a 2 passi dal centro di Caorle. Quindi vorrei... Dov'è? Roberto, vieni, manager del Baia Blu. Dov'è Roberto? Eccoci, ma ci siete? Vieni Roberto, perché tu hai il compito di premiare la prima classificata questa sera. Aspetta che prendiamo un gelato. Roberto, allora, Pareus è una nuova realtà realizzata nella località di Altanea, una struttura davvero nuova, moderna ed esclusiva, no? Cosa svilupperanno? Partiremo a ottobre con la costruzione del secondo lotto e quindi ne vedremo ancora delle belle. Ne vedremo delle belle, quindi davvero complimenti a tutto il gruppo e anche a Johannes che è sempre presente con noi di Miss Venice Beach qui a Caorle. Grazie a voi. Vieni con me Roberto, io volevo poi ringraziare Laura, l'accoglienza di Ewa Sport e Spa. Dov'è Laura? Che arriva anche con i premi, che premiamo poi la terza classificata. Ewa Sport & Spa, una realtà situata a pochi passi dal centro di Portogruaro, un luogo unico nel suo genere, in completa armonia con la natura, dove si vivono esperienze e le persone raggiungono un benessere psicofisico davvero eccellente. In Ewa puoi trovare i corsi di taekwondo tradizionale, un'arte marziale coreana. Abbiamo visto prima che c'è Marco, che è un atleta del taekwondo, del gruppo di taekwondo, adatto a tutte le fasce di età, una sala fitness in cui ci si può allenare, l'abbiamo visto, sono andate le nostre ragazze ieri, una spa dove ci si può rilassare mente e corpo, questo l'ho fatto io, e questa è solo parte di ciò che offrite. Dico bene Laura, cosa potresti dire? Posso dire che hai già detto veramente, hai già illustrato il nostro centro benissimo. Vi aspettiamo, siamo felicissimi di essere poi qui stasera e di accompagnare sempre le ragazze in questo percorso bellissimo. Vi aspettiamo tutti in Ewa per provare il benessere meraviglioso di Ewa. Grazie, un ringraziamento speciale con il cuore va anche a Mirica, la titolare, e a Claudio. Eccoci, ci siamo, volevo anche Giulia sul palco di Starline. Presento intanto la linea, un'azienda italiana che nasce 45 anni fa. Vi presento un po' tutti quelli che sono i nostri partner che avete trovato lì nei gazzetti, che sono stati a disposizione per voi per darvi informazioni e omaggi e coinvolgervi nel loro bellissimo mondo e nella loro bellissima azienda. 45 anni nel mondo della cosmetica, il cui scopo è quello di offrire prodotti di alto livello, come dice il nome da Starline. È distributore esclusivo di prodotti a marchio Jafra e Neo Blue, sviluppato con un prestigioso laboratorio svizzero. Tutti i prodotti commercializzati sono creati con l'utilizzo di ingredienti efficaci di origine naturale, combinati con le tecnologie più avanzate. Quindi complimenti davvero a tutti i nostri partner che ci sostengono. C'è ancora, volevo invitare anche il Gazzettino in rappresentanza di Davide Scalzotto, caporedattore della sezione di Venezia. Davide, grazie, ben arrivato. Il concorso esiste da 12 anni e sono 12 anni che il Gazzettino sposa il nostro progetto, un progetto che è nato piccolo, ambizioso e continua a crescere. Assolutamente sì, credo che sarà un matrimonio che andrà avanti a lungo. Ti ringrazio per l'invito che finalmente siamo riusciti ad onorare dopo tanti rinvii. E niente, penso che stasera è stata una serata stupenda, ti devo fare i complimenti. Grazie. Per aver creato questo concorso e per come lo stai presentando. Grazie mille Davide. Ricordiamo che il Gazzettino darà una delle fasce extra, le fasce speciali, alla Miss più votata online, ovvero quella che dal 1 di giugno al 31 di agosto raggiunge più voti dati dal pubblico. Ovviamente verrà data la fascia a una delle Miss che non è già in finale, quindi è un lascia passare in più che viene concesso a tutti i lettori del Gazzettino e sul nostro sito. Bene ragazzi, ci siamo, le nostre Miss sono pronte, io chiamerei, diamo subito i 3 punti extra che sono stati concessi per gentile
concessione del pubblico di Radio Wow, che hanno scelto la Miss Valeria Reniero per dare alla classifica 3 punti extra. Valeria, complimenti, il pubblico di Radio Wow ha votato te dandoti questi 3 punti che sono stati sommati nella classifica. Poi vedremo se hanno cambiato o meno le sorti di questa classifica. Chiamiamo con la fascia di Miss Coraia, che premia Giorgia Giaciglio con il gazzettino. Davide, prendi la fascia. Vince una borsa frigo Coraia con tutti i prodotti, i gadget di Campello, una borsa di Pareus e la giornata benessere nel centro di Evo Sport and Spa. Rullo di tamburi, viene in finale con noi la numero 6, Aurora Stocco. Ben arrivata Aurora, da destra verso sinistra, da sinistra verso destra, qua, benissimo, eccola qui, giratevi verso i fotografi, eccola qui, vediamo tutti i gadget. Complimenti Aurora, con ben 116 punti. Un applauso. Fai pure la passerella Aurora? Gira la busta? Ecco, perfetto, benissimo. Vai, fai una passerella. Dell'accoglienza. Vince la terza fascia, una borsa frigo Coraia con i prodotti, i gadget Campello, la giornata benessere nel centro Eua Sport and Spa, la borsa di Pareus. Premiano le nostre miss con 128 punti la numero 8, Aurora Artuso. È arrivata al fratello finale Aurora. Sigillo italiano, premia la nostra Miss Alessia Leon con, c'è Giovanni Cavasin che viene, Giovanni fai un salto, dai vieni, con 122 punti, anche per lei, una giornata benessere nel centro Aero Sport and Spa, una borsa frigo con i prodotti Coraia, i gadget di Campello, la borsa Moda Mare di Pareus, lo zainetto delle carni con 10 kg di carni costate e hamburger. Eccolo qua Andrea Scarabella, responsabile di Unicarve, assieme al nostro testimonial di Consorzio Sigillo Italiano, con 122 punti la numero 9, Laura Colomba.
al comune di Caorle, ai nostri partner Pareus, Campello Motors, Ewa Sport & Spa, Starline, Amix, Moda Diamante, BGHY, Celebicio, Artigianato Muranese, Serena Grandin, Luana Burigotto, per i partner del food, scusatemi che me li perdo nelle pagine, Corai e Buoni del Mare, Consorzio Sigillo Italiano, Pampiumino, il Pescaori, Mediapart, il Gazzettino, Radio Wow, GD Ferro Team, Best Magazine, You Sky. Un ringraziamento particolare a chi ci segue sulla diretta di GD Ferro Team. Ciao amici di GD Ferro! Un applauso anche ai nostri fotografi in sfida. Quante foto avete scattato? Giulio, Zanier, non le conta più, ha finito il rullino, per fortuna che c'è la memoria. Paolo Pulese, anche lui, complimenti ragazzi, vi ricordo che ne dovete scegliere soltanto una, andate tutti a curiosare sulla nostra pagina Facebook e Instagram perché voglio il like di ognuno di voi nel seguire la pagina per sostenere le miss e ovviamente il fotografo che preferite mettendo un like sulla foto che più vi piace. Chiamiamo Renato Finotto assieme a Roberto Giacomin per premiare la prima classificata. Renato, vediamo se recuperiamo di nuovo un gelato, portiamo i saluti, presidente della Fondazione Caorle, città dello sport. Caorle è davvero una cittadina ricca di tantissime attività anche sulla spiaggia. Quali sono i prossimi appuntamenti? Stiamo crescendo, stiamo dando dello spazio allo sport della spiaggia, quindi cresceremo, ci sono i campi di pave che finalmente sulla spiaggia, che è un servizio che siamo i primi a dare, quindi la spiaggia diventa protagonista con lo sport. Abbiamo portato dei tornei, dal beach volley al beach tennis, degli eventi di beach rugby, quindi piano piano dobbiamo unire la spiaggia, il turismo e lo sport. Quindi incrociamo le dita e che crescere sempre di più. Per il meglio. Lei ha totalizzato 124 punti, quindi ha solo 2 punti di differenza. Venite pure qua di lato, prendete ragazze. Venite anche voi, mettetevi lì, anzi mettetevi tutti dietro, che così prendete la fascia, un premio. Allora, la nostra Miss di Caorle vince un omaggio dal negozio Diamante, da Deborah, una borsa frigo Coraia, i gadget Campello, la giornata benessere al centro Ewa Sport & Spa, i prodotti cosmetici di Starline offerti da Giulia, le ciabatte di Amix, con 124 punti arriva in finale la nuova Miss Pareus. Abbassa un po', facciamo il Toto Miss. Numero 7, 11, 15, 11, 11, 7, 3, 4, passa il turno e arriva in finale la numero, ho perso la voce, la numero 11, Martina Pistollato!
a tutti amici di G di Ferro Team, ci troviamo qui in piazza Matteotti a Caorle per la seconda tappa di Miss Venice Beach 2022. Assieme a me questa sera c'è anche Emma Rossato. Ciao a tutti! Però non siamo sole, esatto, perché siamo in compagnia della prima classificata, ovvero Martina. Martina Pistollato. Ciao Martina, come Ciao. stai? Molto bene, grazie. Ora molto bene, sì. emozionata? Molto, non me l'aspettavo proprio, infatti abbiamo visto la reazione. Contenta. Siamo veramente contente. Contenta, sì. Cosa ti aspetti adesso dalla finale? Beh, spero, intanto cerco di dare sempre il massimo e anche se non dovessi vincere non importa, perché per me oggi è stato un grandissimo traguardo e sono contentissima così. Questa è la cosa più bella che potessi dire, davvero. Adesso cosa fai nella vita di tutti i giorni? Allora, io sono una studentessa, faccio il liceo delle scienze umane, quest'estate lavoro come animatrice e a settembre inizierò il 5º anno sempre del liceo. So che adori i bambini nell'intervista sì, tantissimo. Di prima. E complimenti per l'interpretazione del talento. Grazie mille. Complimenti davvero. E che dire, forza per la finale. Grazie e ci mille. vediamo a settembre. A settembre, certo. Buona serata. Ciao Buona a tutti. serata. Ciao. Ci troviamo qui a Caorle, in piazza Matteotti per la seconda selezione di Miss Venice Beach 2022. Oltre alla Miss Venice Beach 2021 Emma, siamo in compagnia di Laura Colomba. Esatto, che si è classificata seconda con la tappa di Miss Consorzio Sigillo Italiano. Emma, hai qualche domanda da fare alla nostra Laura? Come ti sei sentita quando hai sentito il tuo nome e il tuo numero? Molto felice, devo dire, non me l'aspettavo, però devo dire che sono molto felice che sia passata la Martina come prima. Ecco, che bello, vedete che l'amicizia tra Miss esiste. Vero? Sembra strano, però ma esiste. Adesso per la finale come ti preparerai? Devo dire che non posso negare che una fascia la vorrei prendere, però cerco di dare il massimo e questo. Beh, io ti auguro il meglio, veramente, metticela tutta in bocca ci al vediamo lupo a settembre. Vero Emma? Certo. Un bacio da Piazza Matteotti di Caorle e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Siamo in compagnia della terza classificata, ovvero Aurora Artuso. Ciao Aurora, come stai? Bene, bene. È stato un po' inaspettato, devo dire, non me l'aspettavo di classificarmi terza, sono molto soddisfatta anche se ero molto molto nervosa, tremavo. Abbiamo visto, però ricordiamo che Aurora ha vinto la fascia di EIWA Sport Spa, uno dei nostri partner di Miss Venice Beach. Che ve lo consigliamo perché il loro centro è spettacolare. Concordo. Dopo questo, cosa ti aspetti dalla finale? Parto già preparata perché l'ho fatto anche l'anno scorso, sempre Miss Sport Spa. Ecco. E niente, sono curiosa di conoscere le altre ragazze, non vedo l'ora di farle. Ma miri alla corona o alla fascia? Oddio, che la domanda corona è, ma già cavolo. tanto. Però dai, anche la fascia non è male. Esatto. Quindi che dire, noi siamo super contente per te, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo Ci vediamo a settembre. Un ciao. bacio, ciao. Siamo in compagnia della Aurora Stocco, che si è classificata come quarta con il partner di Coraia. Ciao Aurora, come stai? Ciao, tutto bene. Ti vedo emozionata ancora dalla vittoria della fascia. Com'è stato? Beh, è stato molto emozionante, sinceramente non me l'aspettavo perché è la seconda volta che sfilo. Beh, complimenti, Grazie. perché ti ho vista, complimenti per quello. Ed è la prima volta qui a Miss Venice Beach, quindi è stata una bellissima esperienza. Sono contenta. Speriamo che sia piaciuta. Esatto. E che dire, adesso per la finale di settembre come ti preparerai? Beh, sicuramente bene, mi preparerò prima. Bene. Tu Emma hai qualche domanda da fare alla nostra fasciata? Perché Vediamo se anche lei mira la corona o mira la fascia in finale. Beh, si mira sempre in alto alla corona. Ma che domande che mi fai, veramente. Io miravo la fascia. Ecco. Però invece sa che ti porti fortuna allora. Grazie. Prego. Ecco, anche lei mirerà alla corona, vedremo a settembre come va. Intanto ti ringraziamo, in bocca al lupo per la finale e ci vediamo alla prossima tappa. Grazie. Ciao!